uno degli strumenti per combattere il disagio giovanile, prevenire la devianza e anche lo sport, ma la pratica sportiva a scuola, perché tenere i ragazzi a scuola e anche toglierli dalle strade. Fissa più obiettivi la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Coletti, primo in città e tra i primi in Italia a diventare scuola a curvatura sportiva. Alla base c'è un'intesa tra Coletti e CONI del Veneto con il patrocinio del Comune di Treviso. Metteremo in campo diverse discipline sportive, dalla danza sportiva agli scacchi, adesso vedremo bene dallo sport di scuola a quello individuale come possiamo offrire offerta formativa gratuita alle famiglie del mio istituto comprensivo che molto spesso non navigano nell'oro e possono far fare ai loro figli diverse discipline sportive a scuola. Possiamo chiamarla Scuola Media dello Sport, devo dire, è un grandissimo progetto e faccio i miei complimenti alle Coletti, al CONI, per aver immaginato insieme a noi questa bellissima iniziativa. Si comincia con il prossimo anno scolastico al di fuori dell'orario canonico. Lo sport, dicono tutti, aumenta anche autostima e rendimento in classe. Tra l'altro qui impariamo anche le regole e di regole ne abbiamo bisogno, parliamo tanto di educazione civica e credo che lo sport sia la regola di base, la ritroviamo proprio lì all'interno dello sport perché la competizione deve essere vissuta in modo corretto. Un modello che sarà replicabile in tutto il Veneto, soprattutto nelle scuole medie. Abbiamo presentato oggi un'eccellenza che è questa scuola media Coletti a curvatura sportiva che credo sia l'inizio di una serie che si moltiplicherà come è successo per i licei sportivi.